È stata la suggestiva cornice del Castello del Cataio a Battaglia Terme a suggellare il cambio al vertice di Confapi Padova, l'associazione che riunisce le piccole e medie industrie della provincia euganea. Dopo 10 anni l'assemblea privata dei soci ha eletto all'unanimità il nuovo presidente. È il 55enne Marco Trevisan, proprietario di un'azienda metalmeccanica leader nel settore dei trattamenti termici dei metalli. Il nuovo presidente avrà davanti a sé sfide importanti, le stesse sfide che dovranno affrontare le imprese padovane. Le tensioni geopolitiche globali infatti pesano sul settore metalmeccanico e sulle catene di approvvigionamento, ma Confapi è decisa a rappresentare ancora un importante punto di riferimento per tutti i suoi associati. È stato fatto un grande lavoro in questi anni, i bilanci sono trasparenti, l'associazione è solida, è sana, piena di imprenditori che collaborano attivamente. Il mio compito sarà quello di continuare l'eccellente lavoro che è stato fatto fino ad oggi, portando se possibile il mio impegno per far crescere ulteriormente l'associazione. L'in bocca al lupo al nuovo presidente è arrivato anche da chi Confapi Padova l'ha guidata per un decennio, vale a dire il predecessore Carlo Valerio. 10 anni in cui il contesto economico è cambiato in maniera significativa e in cui le imprese padovane hanno dovuto affrontare anche momenti difficili. Su tutti quello del Covid, dove però l'associazione e le aziende di Confapi hanno saputo fare squadra per superare una tempesta mai capitata prima. È stato un periodo terribile nel quale tutti erano molto disorientati e in quel momento noi abbiamo deciso di fare conferenze da remoto praticamente ogni giorno, dando tutti gli aggiornamenti proprio perché questo senso di solitudine e di sconforto e di disorientamento non generasse poi degli effetti negativi. Dopo l'assemblea privata dei soci si è tenuta l'assemblea pubblica alla presenza di un ospite d'eccezione, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin. Il ministro ha partecipato alla tavola rotonda dedicata ai temi della scienza e della tecnologia, ha relazionato sull'impegno del governo per raggiungere l'indipendenza energetica e incrementare la quota di rinnovabili. Sono già stati stanziati quasi 6 miliardi per le comunità energetiche. La nuova sfida adesso è quella del nucleare. Noi dobbiamo trovare integrare con altri modelli e altre fonti di energia che siano pulite e siano sicure. Questo non c'è assolutamente da discutere sulla pulizia e la sicurezza.